La magistratura contabile ha nuovamente posto dei rilievi sui conti del comune di Favara. Dopo le correzioni chieste all'ente per i bilanci del triennio 2009, 2010 e 2011, la Corte dei Conti vuole vederci chiaro anche per quello del 2012. Una situazione che, qualora non soddisfino le richieste di correzione, potrebbe portare verso un fallimento dell'ente. Uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco di Favara era stata la lotta all'evasione dei tributi locali. Fermi restando ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti, dal comune in questo ambito non si sarebbe fatto abbastanza. Una situazione economica davvero difficile, soprattutto per i centinaia di dipendenti, molti dei quali, nella scongiurata ipotesi di dissesto finanziario, perderebbero il loro posto di lavoro. Secondo l'ANCI, in Sicilia, i comuni che rischiano il fallimento sono 300 su 390 e, viste le criticità contabili rilevate al comune di Favara, l'allarme dissesto è più che giustificato. Chiuso il periodo d'oro del grande boom edilizio, a Favara la maggiore azienda presente sul territorio è proprio il comune. L'amministrazione deve quindi impegnarsi per portare all'impresa dei profitti. Guadagni che, trattandosi di azienda pubblica, gioverebbero a tutti gli azionisti, ovvero i contribuenti. Azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, all'evasione tributaria e alla sosta selvaggia, ad esempio, sarebbero provvedimenti che porterebbero giovamento alle casse comunali e legalità sul territorio. Il taglio degli affitti per gli immobili destinati a uffici pubblici sarebbe poi una manna dal cielo. Provvedimenti questi che dovrebbero essere adottati prima che sia troppo tardi. Compito dei contabili del comune è quello di far quadrare i conti, ai politici invece il dovere di produrre gli atti. Alle due categorie speriamo non manchi l'ingegno. La speranza è quella che si possa realmente salvare la sorte dell'ente.